Gisela. Show me! Grazie, grazie. C'è un marangon, la mia mamma, c'è un marangon, la mia mamma la ricorda. Marangon spiende nella tolla, con una casa sputo di colla, dite no. C'è un marangon, dite no. E qua appunto a questo punto bisogna parlare un po' dei marangoni. È anche un po' difficile perché il marangone è un mestiere così, anche perché tanti i gastamentalità delle barzellette, ti capisci? Allora uno si trova veramente in imbarazzo. Ad esempio ieri era una signora veramente che aveva ordinato un bellissimo armadio nuovo, se lo guardava là in casa tutta contenta, dice ma guarda che bello che è questo armadio oggi. Oh, passa il tram del sotto casa sulle sine, ancora che ieri il tram con le sine, adesso li cacava via tutti, ma passa e un'anta dell'armadio, bodobulla che cascazzò. Oh porca miseria, Didi. La prova a rimetterlo su de nuovo, se la sta messo male, eh. Passa un altro tram, bodobon de nuovo, e no, l'ha detto qua a questo punto mi telefono al marangon, per chi non ha capito il marangon sta lì al falegname per l'appunto. La che telefona dice senta per favore, la venni in casa a vedermi perché qua l'anta dell'armadio la cascazzò, eh. Insomma, mi pare impossibile, dice che l'avevo fatta nuova. Comunque, e viene, arriva a casa, il guarda, dice cosa sei? Dice guardi, ogni volta che sotto passa il tram sarà che trema le robe e cascazzò. Aspetti che controllo, guarda le ante, controlla, mi pare normale, eh. Le ha una lampadina signora? Dice sì, scusa, mi dai un momentino? Ciappa la lampadina, controlla, gli sente il tram tra quanto passa? Dice ma sarà fra un 3 minuti. Ecco, dice guarda adesso io mi chiudo dentro e controllo con la lampadina, adesso vediamo come che può essere che casca. Infatti se serra dentro e sta là aspettando, rientra il marito della signora in quel momento, entra dentro, chi sei là? Cosa sta facendo la tegalamante, vigliacca, chi sei? Dove sei? Ah, sei dentro l'armadio? Ciao, versi l'armadio, se sto matto la fermo con questa lampadina che fa, e lei? Cosa la sta facendo là lei? La senta, se mica dico che aspetto il tram, lei non la me credi, ecco. Vedi? Quelle robe là che ti capita dei marangoni. Comunque, altri mestieri, che ne sei tanti. Ad esempio a Trieste un mestiere famosissimo, quale può essere?